Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie di Regione Liguria. Piazza Colombo canta con Brescia. Il cantautore ritorna a Sanremo e conquista il pubblico, riportando sul palco l'energia e l'identità di una nuova generazione di artisti liguri. Un segnale di vitalità per una regione che continua a esprimere talento e creatività. Sanremo durante la settimana del festival diventa un palcoscenico a cielo aperto. Giovani animano le vie del centro tra canti spontanei, musica e appuntamenti serali organizzati nei locali. Un intrattenimento trasversale che coinvolge la città ben oltre il teatro Ariston. Sanremo non è solo la città della musica, è anche la città dei fiori. La Liguria si distingue con oltre 437 milioni di euro di produzione floricola, più di 5.000 aziende attive e una propensione all'export superiore al 70%. Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria su due immobili di Arte Imperia a Bordighera. I lavori per un importo complessivo superiore a 260.000 euro si aggiungono agli interventi già realizzati nel 2024, portando l'investimento complessivo a più di 360.000 euro. Vini nel cuore torna a Genova per la sua quinta edizione, con masterclass, degustazioni e 45 realtà vinicole italiane ed estere presenti. Appuntamento domenica 8 e lunedì 9 marzo nella Sala delle Grida di Palazzo della Borsa a Genova. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.